Buonasera a tutti, bisogna voi, tengo de oggi, di 11 del suo mese marzo 2026. Bene, siamo storra in ocche, in sasese del BCTV, via Salvemine numero 11. Bene, 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 cominciamo diretto da commenti si presenta a die si presenta dei gol, che incarchi non veda, ma poca roba, insomma, no. No si deve qualche biaitino, questa nuova striata, però insomma la raida è cominciando a essere illuminata. E di molte non era su Zaravallo, ecco, non era un po' più gai, mezzo cocolato fino alla Sasunni, che poi coccolata e pro e puro, spalazzato in un pacco verso a Strese, tornato a coccolare verso Albatore, a Schimbe, spalazzato in un pacco a Sassese e resta gai, ma a sera tardi verso il rasotto non si presenta a Terabba. 6 gradi temperatura massima, 8 gradi la minima, e di Moscal Giovia, Giovia 3 gradi sa massima, 7 sa minima, in pratica meso cocolato potto di e pezzi che a Saldecche che le scappa a carichi guttiu de abba. Bene, andiamo su a Terranova e cominciamo il diretto dai toccamento sportivo 11.03, cioè oggi partita biti volley Delta Volley mercoledì 11 di marzo a Sa 6 de orterie in Sa Palestra che il liceo, questa è una partita molto importante che mi pare che sia l'ultima del suo campionato e poi dopo bisogna la lateral phases. Associazione Achimus in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri organizza consigli contro le truffe agli anziani e non, segnali di allarme, misure e strategie, pratiche operative per contrastarle. Mercoledì 18 marzo alle ore 19, Salone Parrocchiale Bitti, invitiamo tutti a partecipare. Sabato 14 marzo 2026 ore 17, auditorium comunale in Onanie, via Garibaldi, ex scuole elementari, incontro con la popolazione del comune di Onani. Einstein Telescope, incontro con la popolazione del comune di Onani. Poi a Terrascosa bella It Capita, Giro di Spantu in quad, con Sardinia Experience Quad Tour e Manni Collicos in su agriturismo de Ertila. Dai, se che no, va su 23 di aprile, assentate, vos telefonande sul numero 366 379 30 Kimbe 20 Battano, Fabio Carres. Allora, andiamo da innanzi, torneo di calcio giovanile polisportiva Bittese, sesta edizione, Memorial Gian Pietro Ruiu. Sport, musica e tanto divertimento, l'appuntamento è il 31 di maggio, categorie pulcine e primi calci, duol de Lampata, esordienti e piccoli amici, poi Bosa Sentaria sul primo torneo, 3 il Battle Duo, 57 51 706, Fabrizio. Poi sul secondo torneo 3 il Batto 7, 0 Battero, 82 280 Quirico. Bene, 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 andiamo da innanzi e andiamo a stampa, a lavagna dessa Sardigna, sono due giornali, in pratica sono la lavagna dessa Sardigna, in questa lavagna oggi sa parte dessa nuova e tabato scritto la brigata Sassari naturalmente evacua villaggio minacciato dagli israeliani. I sassarini scortano i 100 abitanti cristiani dopo gli attacchi dell'IDF. Poi chiesto processo
per 12 imputati sardi, e questo è Livorno, rapina ai portavalori. La Digos in tribunale è un caso politico, interrogazione in Parlamento, con Sistino Listano. Il caos delle nomine ASL, pioggia di ricorsi degli ex manager Acciaro, Bettellini e Tidore hanno fatto ricorso. Bisturi e mani di velluto, il chirurgo dei centenari. L'equipe di Gusai ha operato un uomo di 104 anni. Bravo, 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 una promossa unione, Attera Lavagna Sarda, stangata da 800 euro per i sardi, energia e trasporti. Nell'isola i rincari più alti d'Italia per la guerra in Iran. Amministrative, 149 comuni al voto, 7 e 8 giugno. Sanità, gli ex DG di Cagliari e Olbia, la guerra delle ASL continua, ricorso di Tidore e Acciaro. Addio alla fasi, nasce la nuova SEU. È una cosa unita come il duo, associazione adesso emigrato sardo in continente. L'equipe del chirurgo dei centenari fa volare alto l'ospedale di Lanusei, operare ultranovantenni nella Blue Zone è ormai una pratica consolidata. Complimenti, complimenti a questo chirurgo inviato alla Lanusei, classe di ferro 1922. Zio Antonio ha un sorriso grande così appena esce dall'ospedale e ritorna il cielo azzurro d'Ogliastra, pede mala non ne moriti, ride davanti alla nipote che spinge la carrozzina per riportarlo a casa. I duri, come lui e come tutti i coetanei dei dintorni, non muoiono mai. Questione di genetica, anche l'autoironia non guasta. La visita di controllo è andata bene, l'intervento all'intestino di un mese fa è stato un successo. Non ero mai entrato in un ospedale, racconta l'Arzillo nonnino. Tour tedesco per Grazia Deledda, maratona di lettura in 26 città. Aspettiamo scritto, ecco qua, storrata. Una delle cose che ho capito immediatamente è che la politica del personale è un discorso che va affrontato a livello di ASL, perché abbiamo un problema diverso rispetto alle altre realtà. Va bene, trotta, trotta, trotta cavallino. Dighe piene, scorte d'acqua per 2 anni. A Banoa lavora al collegamento tra Olai e Govosai. Il
potabilizzatore di Gianna e Ferro. Allora, è distribuzione, l'associazione e distribuzione completa le opere elettriche su una cabina dell'alta tensione. Va bene, dopo questo basta gai, andiamo ad innanzi, porte aperte agli specializzandi, no, che sempre strotta, però questa è su Unione Sarda, dateli sa nuova. Trotta, la chirurgia robotica può diventare punto di attrazione per la formazione, cioè specializzando si potrà andare al numero a si specializzare. Intervista il direttore generale della SL3 a caccia di nuovi medici per l'ospedale e il territorio. C'è poca consapevolezza delle cose buone che punto di attrazione per fare venire e formare i medici che si approcciano a questa disciplina. Qui c'è una scuola, una competenza, una tradizione. E stai dando dei sfidare dei numeri. Bisogna puntare su modalità formative sul campo, extra accademiche, scusate, noi si leghiamo bene. È uno dei punti che mi piacerebbe seguire, garantire la formazione sul campo su tematiche su cui siamo forti. Il direttore generale Francesco Trotta coglie anzitutto le virtù della ASL3 che guida da poco più di 2 mesi, cioè Nescantanne, già il Gloria, già camera sterile, il San Francesco all'avanguardia, inaugurata ieri la camera sterile, e alla camera sterile all'ospedale San Francesco di Nuoro, quella inaugurata ieri, è per le nuove dotazioni tecnologiche, le migliorie strutturali e di flussi operativi aggiornati, la centrale di sterilizzazione più importante per dimensione e capacità nell'isola e rispetta le norme tecniche di settore, comprese quelle per l'accreditamento, ponendo il San Francesco all'avanguardia del contesto delle ASL sarde. Perfetto. Attentato ai raggi X, l'auto risparmiata dal rogo. Siamo ai danni della famiglia Brundo, insomma, siamo da Tueri, una izza di Lino Brundo, ed è esa vizichesa che al momento mai Burrai mi pare che la sente, ma non ne sono sicuro. L'obiettivo era chiaro: distruggere tutte le auto, ma una vettura è rimasta indenne e potrebbe ora diventare la chiave per risalire all'autore dell'attentato. È l'Alfa Romeo tonale di Laura Brundu, amministratrice unica del laboratorio chimico nuorese e della Sarda Depurazioni, l'unico mezzo scampato all'incendio doloso appiccato nella notte tra domenica e lunedì in via Mughina alla periferia di Nuoro. Vabbè. Guerra e bollette, l'isola paga il prezzo più salato, ma manca lunare, porco dessa CNA, il caro trasporti ci danneggerà 2 volte, stangata da oltre 800 euro per le famiglie sarde. In nessun'altra regione si spende così tanto. Beh, no, che è chiaro, il trasporto privato è a base di qualunque attività. Cioè, in Milano bastante che manco ne pica patente che non batti, non ve la guidare la macchina e non va bisogno di guidare macchina. Tanto è che qualcuno girato da lavorare da Milano e il girato ai no che ne patente, insomma. Stangata e beffata. L'isola, come al solito, quando c'è da pagare il prezzo delle speculazioni energetiche, mette la mano al portafoglio molto più che
delle altre regioni d'Italia. E poco importa che la produzione elettrica sia di gran lunga superiore al fabbisogno di famiglie e imprese, complice anche l'invasione di impianti eolici e fotovoltaici. In un mercato chiuso come quello sardo, gli aumenti incontrollati dei beni essenziali possono essere applicati senza pietà, soprattutto perché, a differenza del resto d'Italia, non ci sono grosse alternative al trasporto di merci su tir, che ora stanno pagando salato il pieno di gasolio. Oh, L'UE vara il vademecum per i cittadini, cambi di operatore da semplificare, cambi di fornitori più rapidi, contratti flessibili, sgravi di tasse e oneri sulle bollette elettriche e maggiore trasparenza nelle informazioni su contratti e fatture energetiche. Sono le principali misure raccomandate dalla Commissione europea ai governi nazionali per ridurre le bollette dell'energia. Tali misure incoraggiate da Bruxelles, contenute nel pacchetto Energia per i cittadini, presentato a Strasburgo, anche un'accelerazione su rinnovabili ed efficienza energetica. Il pacchetto spiega, l'esecutivo UE punta a mettere i cittadini al centro della transizione energetica. Bruxelles raccomanda ai governi di rendere più facile per i consumatori cambiare fornitori di energia entro 24 ore, con un risparmio di 152 euro all'anno per famiglia, dal momento che circa un quarto delle bollette deriva dalle tasse e dai prelievi fiscali. Niente panico al G7, non abbiamo problemi di scorta. Petrolio, solo il Giappone può soffrire la prolungata chiusura dello stretto di Hormuz. Ma vamos a scorta. Il greggio finalmente cala, i rincari no, ma il governo frena sulle accise mobili. Prima pare che tirata accisa e poi non che n'ha postirato di accisa, ma figura, benata si la ponne. Gas e petrolio correggono fortemente la loro rotta di violento rialzo e le borse europee respirano. Il carburante però continua a rincarare e i consumatori e imprese criticano il governo che rinvia l'introduzione delle accise mobili. Taglio alla produzione. Se l'inversione dei prezzi dei combustibili fossili ha regalato un rimbalzo alle borse europee, ieri Wall Street, più cauta, si è mossa a lungo poco sopra la parità, con un euro calmo e spread tra BTP e bond tedeschi in calo rispetto alla vigilia. La picchiata dei prodotti dell'energia è partita anche in scia alle dichiarazioni di Donald Trump sull'ipotesi che la guerra in Medio Oriente possa finire presto. Il boom precedente era stato notevole, con il gas arrivato vicino ai 70 euro e il petrolio a New York prossimo ai 120 dollari, così come è stato evidenziato il calo della giornata. Il futuro sul mercato con consegna ad aprile ha chiuso in ribasso al 16% a 47 euro al megawattora, mentre il petrolio ha segnato ribassi anche del 15% sugli 80 dollari a barile. Autogol. Intanto i prezzi dei carburanti corrono, il gasolio in autostrada sfonda la soglia di 2,60 euro per teschine. Insorgono tutte le categorie, dai consumatori agli autotrasportatori, dalle imprese della pesca alle aziende agricole, e l'opposizione attacca il governo che, a differenza di quanto atteso ieri, non ha portato in consiglio dei ministri il nodo delle accise mobili. Un gravissimo ritardo, accusa Codacons. Ogni giorno di rinvio del taglio delle accise equivale a danni da centinaia di milioni di euro per gli automobilisti, che per il comparto dell'autotrasporto è
della pesca e aumenta il rischio di forti ripercussioni sui prezzi dei prodotti trasportati su gomma. È un autogol, critica l'Unione Nazionale Consumatori, dato che più tempo si fa passare, più serviranno soldi per stoppare l'escalation dei prezzi. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini assicura che sulle accise ci stanno lavorando il Mimit e il MEF, confermando di aver sentito i colleghi Giorgetti e Urso, senza però dare ulteriori indicazioni sui tempi, e cioè non ne ha che ne. Ok al reddito di studio e in Consiglio nasce il diritto alla felicità. Allora, questo diritto al reddito di studio è una cosa veramente interessante. Fino a 775 euro al mese dalla Regione, votata all'unanimità la legge sul REST, il sostegno per chi vuole tornare a scuola. Nel vocabolario legislativo del Consiglio regionale oggi entra ufficialmente una parola insolita per i testi normativi: felicità. E questo è il concetto base del REST, reddito di studio, la nuova legge approvata all'unanimità dall'Aula. La misura, nata su impulso di Sinistra Futura, punta sull'idea che l'istruzione non è solo un dovere, ma lo strumento primario per garantire l'effettiva uguaglianza e il benessere sociale di un popolo. Iter travagliato. La norma è arrivata in aula dopo il vaglio della seconda commissione, dove il testo originale dei proponenti, primo firmatario Luca Pizzutto, è stato rifinito. La relatrice di minoranza Maria Francesca Masa, la Fratelli d'Italia, ha sollevato perplessità sull'uso del termine bellezza sociale e diritto alla felicità, definendoli difficilmente inquadrabili dal punto di vista operativo. Alla fine all'articolo 1, licenziato dalla Commissione e poi approvato dall'Aula, pur limitato, ha mantenuto il riferimento regione. La Regione riconosce il sapere, la cultura e l'istruzione ad ogni età della vita quali strumenti primari per assicurare l'effettiva uguaglianza ai cittadini, nonché la realizzazione del loro diritto alla felicità e al benessere. L'aiuto. Il REST si configura come un sussidio economico mensile, personale e inalienabile. È destinato agli adulti residenti o domiciliati in Sardegna, inclusi i titolari di permesso di soggiorno, che versano in condizioni economiche svantaggiate e non beneficiano di altre borse di studio. I criteri anagrafici sono stringenti: 18 anni per la licenza media, scuola primaria o secondaria di primo grado, 25 anni per il diploma di scuola superiore, 30 anni per l'università. Che cavolo! E se uno si chiede laureare dopo 30 anni, rite ballaniche, per l'università e i percorsi di formazione tecnica superiore. Per l'accesso è richiesto un reddito ISEE non superiore a 6.500 euro. Vabbè, insomma, non serve a nulla. Presidio degli Olivi, 8 indagati. Poi io pure in questo presidio degli Olivi, ma mi pare che nominata arrivata comunicazione giudiziaria, protesta per il Tyrrhenian Link nelle campagne di Serargius. Il presidio degli Olivi ora si appresta ad avere una coda in tribunale. L'avviso di conclusione delle indagini condotte dal PM, eccetera, eccetera, è stato notificato a un anno e mezzo dopo lo sgombero dell'area il 20 novembre 2024 da agenti in assetto antisommossa. Intervenuti su Terna, eccetera, eccetera, chiedono sull'indagato, 8 gli indagati da tutta la Sardegna. Sono di Alghero, Sadali, Muravera, Gorno Stramazza, San Nicolò Gerrei e Settimo, Sassari e Quartu. A difenderli l'avvocato Giulia Lai. I reati contestati agli attivisti legati al presidio di Sabarraca e di Suppardu, che manifestavano contro il Tyrrhenian Link, sono danneggiamento, invasione di terreni, violenza privata. Così l'associazione Vento de Libertade, che proprio al legale fa riferimento,
narrata. Era il 20 novembre 2024 quando nel terreno di proprietà di un agricoltore di Selargio, per il quale Terna aveva iniziato le procedure di esproprio, le radici di alcuni olivi erano state scoperte ed erano pronte per essere portati via nonostante l'opposizione del proprietario. Il 7 luglio centinaia di cittadini e cittadine sardi occuparono quel terreno che stava per essere espropriato per pubblica utilità da parte di un'impresa privata per coprire con una colata di cemento una delle zone di produzione agricola più importanti dell'Interland di Cagliari. A Cagliari la mozione non passa, siamo all'interno di questa mozione di Mauro Pili, Prattobello 2026, cioè, vabbè, insomma, questo è il Prattobello 24, questo è il Prattobello. Stop in consiglio comunale, il sì, 11 sì, 20 no. Su 31 presenti, 11 favorevoli e 20 contrari. La mozione Prattobello 2026 non supera lo scoglio del Consiglio. A Cagliari, 4 ore di dibattito e un'intera giornata di incontri non sono bastati per raggiungere un'intesa sui punti cardine della mozione presentata in aula da Marcello Corrias del gruppo misto. L'adozione dell'articolo 3, lettera F dello Statuto, che fissa le competenze esclusive dell'isola in materia paesaggistica, e l'adozione del regolamento europeo sul ripristino della natura. Tutti argomenti già presenti nel nostro PUC, ha detto il sindaco Massimo Zedda, ribadendo: se fosse stato per me la Prattobello 24 sarebbe stata approvata subito. Ma qui non si parla di una proposta di legge, bensì di una mera elencazione di principi. Davide Carta, PD, non solo ha sottolineato la presenza dei principali punti nel PUC di Cagliari, ma ha ricordato che la comunità energetiche rinnovabili messe a sistema possono costruire una grande comunità energetica regionale, vera base di autonomia e sovranità energetica della Sardegna, e che in ogni caso la mozione avrebbe avuto bisogno di un emendamento poi presentato dal centro-sinistra, anche se il pentastellato Luciano Congiu ha definito fuorviante il richiamo alla Prattobello 2024, chiedendo di cambiare il titolo della mozione. Prima del voto, Marcello Corrias, proponente della mozione, ha chiesto mezz'ora di interruzione della seduta. Alla ripresa la conferma che l'emendamento del centro-sinistra non era stato accolto. In un documento il centro-sinistra ha giustificato il voto contrario, ricordando che il piano Prattobello 2026 è un documento astratto che si basa su principi inesistenti. Il centrodestra in un documento l'ha presa male, un atteggiamento grave e incomprensibile. È stata respinta una proposta dell'opposizione, ma di fatto è stata sminuita la volontà di un centinaio di migliaia di cittadini che hanno chiesto con forza di difendere ambiente, paesaggio e identità della Sardegna. Cagliari perde l'occasione per essere guida di aprire a una mozione urbanistica che in sostanza difende la città da speculazioni energetiche. Più o meno le stesse parole del consigliere civico Giuseppe Farris, che però è andato oltre. È stata delegittimata la proposta perché il centro-sinistra non poteva controllarla, ha chiuso Farri. Prattobello nasce in contrapposizione a Roma, ora è in contrapposizione al Consiglio regionale. La mozione aveva l'intelligenza di scavalcare le istituzioni e i partiti, ma a bloccarla ci pensano le forze del campo largo. Ormai questa pure è diventata una questione politica, è politica itica. Aeroporto, vertice di maggioranza sulla fusione dell'aeroporto di Cagliari che cherano regalare a SOS Privato. Sindaci in Sardegna, si voterà il 7-8 giugno. Attesa per oggi la decisione della giunta regionale. Sanità, la guerra dei ricorsi continua. La combinata buona a Todde. Gli ex manager di Cagliari e Olbia chiedono il reintegro al capo dello Stato.
Le due aziende interessate non sono libere, ma sono coinvolte in contestazioni ancora pendenti con direttori generali improvvisamente licenziati ad aprile, che non hanno rinunciato alle azioni giudiziarie e nei confronti della Regione. 20 giorni fa il PD motivava in questo modo la sua assenza alla seduta di giunta, convocata per nominare i due DG della SL di Cagliari e Olbia, Aldo Azzori e Antonio Irione. Da lì lo strappo, ancora da ricucire, con la presidente della regione Alessandra Tolle. Ieri è accaduto quanto previsto dai DEM. Gli ex DG della SL8 Marcello Tidore e della SL2 Marcello Acciaro hanno depositato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento previa sospensione della deliberazione di febbraio che li aveva praticamente dimessi, la stessa che il PD ha definito caratterizzata da profili di incertezza giuridica non adeguatamente ponderati. Ma che la convincete? A Essensi lascia la SL numero 1, scelgo la Multiscus, sono riuscito anche lì spostare, l'ex direttore reintegrato, cioè andrò via a brevissimo, entro la fine del mese, Flavio Sensi, il manager della SL1, che per primo aveva fatto ricorso, aveva vinto ed era stato reintegrato come direttore generale dell'azienda sanitaria sassarese, lascia e va a guidare la Multis, società in house della provincia di Sassari, dove era stato nominato a fine 2025. Detenuti al 41 bis nell'isola ne arriveranno troppi, noi impreparati ad accoglierli, malcontento dei garanti in un incontro a Nuoro. I detenuti del 41 bis arriveranno, premette Giovanna Serra, garante dei detenuti del carcere nuorese di Badalcarmo. Quello che mi preoccupa è il numero, sono troppi e noi non siamo pronti ad accoglierli. La regione sbarca nella intelligenza artificiale, sì alla regione. Approvazione unanime del testo che regola l'uso dell'intelligenza artificiale. E cioè, allora, non una regolamentazione, ma un provvedimento che ha l'obiettivo di sfruttare al meglio le potenzialità dell'intelligenza artificiale, limitando i rischi di un utilizzo inconsapevole. A questo punto, la legge approvata ieri all'unanimità dal Consiglio regionale, una sintesi di 3 proposte di legge di Umberto Ticca, dei riformatori, Gigi Piano del PD, Alessandro Solina dell'M5 Stelle, per dotare l'isola di una disciplina organica per la promozione, lo sviluppo sostenibile e il governo della ASL, della AI, intelligenza artificiale. Congresso per enti locali, allora Inoche ANCI Sardegna organizza il 23 aprile dalle 9.30 alle 14.30 al Centro Congressi di Tramazza una giornata formativa dal titolo IMU, gestione operativa avanzata, casistiche complesse e strumenti innovativi per gli enti locali. La svolta, Boedu, marittimi sui traghetti sardi, stabilizzazione e promozione, Nacchiatora, via al percorso di stabilizzazione e promozioni dei marittimi imbarcati nelle navi traghetto che collegano la Sardegna con le isole minori di La Maddalena e Carlo Forte, Poteschi, fa passare l'Italia del Tirrenia e così via, in un sardo sobinabelle che nuda. Andiamo da innanzi, emigrati, costituita la nuova SEU con 24 circoli in Italia. Dopo la separazione dalla fase arriva la comunicazione alla regione. Matrimonio Fastweb Vodafone. Cosa cambia per la Sardegna? La fusione da gennaio ha fatto nascere l'operatore TLC, leader in Italia. Pollini, più attenzione all'isola e migliori servizi alternativi alla fibra.
servizi alternativi alla fibra. La fibra, po' dimanato quanto mi costa, praticamente 36,60 euro al su mese, non è una cosa tanto barata. L'assalto al portavalori in Toscana, davanti al GUP 12 imputati sardi. Il PM ha chiesto per tutti il rinvio a giudizio. L'udienza si terrà a Livorno il 15 aprile. Le accuse più gravi: detenzione e utilizzo di armi da guerra, rapina aggravata. Una lettera anonima: i tesori trafugati, i braccialetti devono stare al museo. Nuoro: il pacco con i monili inviato da Lula, al direttore dell'archeologico, quindi roba qui veniva mantesa in Donadomo praticamente, che sono state inviate a Lula. Busta gialla, simile a tante altre, interno classico a bolle, per mantenere al meglio il contenuto, un indirizzo scritto a mano con una grafia solo leggermente tremolante e poche righe al suo interno, scritte al computer e in italiano perfetto, accenti compresi. Buongiorno, direttore, unisco alla presente 2 reperti provenienti dalla zona di Lula, perché vengano studiati e, ove riconosciuti d'epoca, conservati ed esposti più correttamente nel museo da lei diretto. E sullo sfondo un mistero di anni che forse resterà tale, ma che di sicuro nasconde quantomeno una vicenda fatta di reperti archeologici celati in casa per tantissimo tempo. È un pentimento postumo. No, è un pentimento postumo. La scoperta: quando ho trovato quella busta sulla scrivania ho pensato, va bene, vediamo quale invito o quale libretto contiene. Poi ho aperto e ho detto ad altri, cos'è questa cosa? C'era un foglietto di carta anonimo con una lettera scritta al PC e questi 2 braccialetti di bronzo. Il pacco, come poi ho verificato, non è dissimile da quello che era stato mandato tempo prima a Nurnet. Poi abbiamo scoperto che si trattava di 2 reperti, 2 braccialetti appartenenti a bambini, che è difficile datare perché tolti dal loro contesto, ma che potrebbero appartenere al nuragico e anche dopo. Forse chi aveva deciso di restituirli dopo tanto aveva seguito la conferenza alla quale alcuni giorni prima avevo partecipato proprio a Lula e nella quale avevamo ricordato pure l'importanza delle donazioni di reperti. Bene, una bella cosa, complimenti a Sodulese. Sappiamo che le soffitte sono piene di reperti. A chi li ha, dico, restituiteli alla collettività. L'appello di Antonio Cosseggio: e chi li trova sul posto non li tolga dal loro contesto, ma lo accattischile. Sappiamo che ci sono e che sono diversi i reperti nelle cantine e in qualche casa dell'isola. La fuga dei consiglieri dai partiti, da Sorgia a Satta, ultimi addii, l'ex progressista verso il PD, l'ex leghista in FI, cambio di casacca se narrata in italiano. IA, intelligenza artificiale, centri estivi e reddito di studio. Dal Consiglio 3 voti all'unanimità, l'abbiamo già detto, Satiro Giornale. Combattiamo la burocrazia con il digitale. Il ministro della funzione pubblica Paolo Zangrillo alla Camera di Commercio su riforme e territori. Siamo in ritardo. ASL, gli ex manager fanno ricorso, a rischio le nomine della giunta. Gallura, il nuovo DG Irione, resta in attesa. Resta in attesa. Hanno fatto il suo ricorso. Volkswagen dimezza l'utile e taglia il lavoro. Blume, via 50.000 posti entro il 2030 e in borsa il titolo guadagna 2,8%. Nel 2025 il risultato netto passa da 12,4 a 6,9 miliardi,
ma siamo in carreggiata, pure la Volkswagen quindi sta in crisi. Abbiamo finito quest'ultima diapositiva e quindi tancamo il de goi che la sigla di tancatura. Nessuno ha mandato saluto, quindi vabbè, salutiamo se che sono ascoltando e tancamo, insomma, poi abbiamo finito, siete novas. Poi dimo sempre siamo, damos in diretta la partita se avete voglia e non ho pazienza. A mezzo il vedere di aver tolto dai BCTV, adioso e mezzo a casa.